Ritorniamo ancora sulla vicenda di queste persone che sono state, questi dipendenti ACTV che sono stati, non sono licenziati, non li hanno licenziati, si sono licenziati perché praticamente utilizzavano i permessi da 104 in maniera non corretta, non secondo, diciamo, quello che prevede la legge. Allora, siccome ci sono tanti che ci chiamano DHTV e ci spiegano, perché ovviamente questa storia sembra che tutti i dipendenti DHTV siano dei scafasafatiche, che facciano i furbi, che non vogliono lavorare, cosa che non è, l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora una volta, non è assolutamente vera. E chi ha fatto un danno diciamo, all'immagine dei dipendenti DHTV non è certo il sottoscritto, ma chi ha fatto queste cose. Ecco, detto questo, le voci ricorrenti che ci sono che questi due che si sono licenziati, uno andava invece di, sembra, mi dicono sempre che doveva dare una mano alla suocera che è invalida, e invece andava in montagna. L'altra andava in discoteca, su una nota discoteca di Sottomarina. E allora il fatto che praticamente questi abbiano compiuto questo atto, diciamo, no, e però invece di essere licenziati si sono licenziati, francamente qualche perplessità ce la fa venire. Altra perplessità, sempre che ci chiedono i dipendenti CTV che ci chiamano, ci dicono: ma siccome è stata usata il permesso in maniera non regolare, sempre se è vero, io dico sempre se è vero, però diciamo anche il Corriere del Veneto aveva ripreso questa notizia, probabilmente da Chiusa Azzurra, e vabbè, e allora dicono: chi risarcisce l'INPS? Cioè praticamente mi dicono, se è vero, adesso andremo a fondo anche su questa cosa, che praticamente se vengono usati in maniera non valida bisogna risarcire l'INPS. Allora la domanda è: ma come mai? Allora, intanto, altra voce ricorrente è che uno di questi due, che tra l'altro è figlio di un sindacalista che ha un peso abbastanza importante a livello provinciale, praticamente sta lavorando in Ali Laguna. Cioè non è che a un certo punto uno si stufa delle CTV e dice: beh, insomma, non mi trovo male, mi sfruttano, prendo e vado a lavorare, che ne so, a Chioggia dalla Raffaello piuttosto che da un'altra società privata. Va a lavorare in Ali Laguna, che fa parte del stesso gruppo, quindi teoricamente dovrebbe anche sapere quello che è successo. Ecco. Quindi ci sono tutti questi dubbi, queste domande che è assolutamente lecito che le poniamo, anche perché ripeto che quando c'è stato a suo tempo situazioni in cui in particolare i comandanti STV erano sotto attacco da parte di utenti per vari motivi, perché c'era troppa gente, perché non facevano passare le biciclette, eccetera, eccetera, il sottoscritto li ha difesi in pratica, ci sono i servizi, li ho linkati, eccetera. A maggior ragione su questa vicenda, anche su spinta di tanti che lavorano in ACTV, che vedono certi commenti di certi sindacalisti che mi dicono: tutta la settimana fanno i sindacalisti, lavorano forse sabato e domenica. E quindi a questo punto l'ulteriore domanda è: ma qualche magistrato è venuto a sapere, è stato informato di questa cosa? C'è un reato, c'è una notizia di reato? Punto di domanda. Andremo a approfondire anche questo.